Avola, una città esagonale, una città che offre tanto per i turisti e per i nostri concittadini, una città che offre arte, che offre cultura, che offre beni culturali e anche naturalistici. Oggi attraverso una serie di immagini vi presenteremo quella che è la nostra comunità e il nostro territorio. Lo faremo attraverso quello che è un viaggio alla scoperta del mare, delle nostre sabbie e in questo caso anche di quello che è il nostro patrimonio che si affaccia ai Monti Iblei attraverso la Cava Grande del Cassibile. Una città che offre tanto in termini di accoglienza e in termini anche di enogastronomia, perché noi presentiamo il Nero d'Avola, ma oltre a questo che è un vino ormai conosciuto in tutto il mondo, presentiamo anche quello che è il nostro prodotto più tipico e locale agricolo, che è la mandorla di Avola, la pizzuta, un patrimonio straordinario perché chi vuole assaggiare un confetto deve avere per forza quella che è la mandorla di Avola. Vi racconteremo una città che quindi attraverso l'arte, perché è una città ad economia prevalentemente turistica, può vivere anche quello che è lo stile liberty attraverso quei palazzi storici ma attraverso le chiese, con un misto di barocco, e devo dire che abbiamo quell'opportunità straordinaria quindi di vivere tutto ciò in una città marinara, una città in cui si vive la pesca, in una città in cui attraverso anche la pesca si è vissuto e attraverso la pesca anche si è creata quella che poi andrete a visitare, che è la Tonnara, oggi in fase di riqualificazione, in fase di anche di utilizzo in termini di patrimonio culturale per quello che sarà anche il futuro e la memoria che la città vuole dare. Una città quindi che vuole crescere nel segno anche delle opportunità che si debbono dare al sud, una città che diventa porta del Mediterraneo e che in questo senso non ha nulla da temere a quelle che sono le città del nord che vivono anche di mare, e in questo senso noi stiamo investendo attraverso gemellaggi internazionali dalla Lituania alla Francia. In questo caso andremo e stiamo programmando una serie anche di fiere e di opportunità internazionali che andranno da Hong Kong a New York, un'opportunità che noi vogliamo dare anche attraverso in questo caso lo studio e la passione che hanno i nostri commercianti. Siamo dietro qui a un patrimonio straordinario che è l'antico mercato, oggi in questo caso anche biblioteca, che fa vivere quella che è anche le radici storiche della nostra città, una città che in questo caso è riuscita a farsi da sola e che attraverso gli imprenditori è riuscita a dare il meglio di sé. Noi vogliamo che Avola possa essere rappresentata dalle immagini, ma vogliamo che Avola possa essere gustata dalla vostra presenza e quindi vi ringraziamo per la vostra, in questo caso, presenza sul nostro territorio, ma vi ringraziamo anche per l'opportunità che ci darete nel darvi accoglienza che attraverso anche i nostri piatti tipici vorremmo darvi. Siamo nella piazza Umberto I, l'antica piazza Maggiore, per raccontarvi la città. Una città le cui radici si perdono nel tempo, una città ubicata sui Monti Iblei. Le sue origini si legano probabilmente all'antica Ibla Maiore, ma di certo l'impianto della città antica era di tipo medievale. Questa città aveva ben 3 conventi, 22 chiese, oltre 6.000 abitanti, ma l'11 gennaio del 1693 un terremoto di immane proporzione distrugge l'intero abitato. E la città viene quindi trasferita nel luogo dove adesso ci troviamo e viene concepita con un impianto urbano straordinario. Il marchese di Avola invia da Palermo l'architetto e ingegnere Angelo Italia, il quale disegna una planimetria urbana con un impianto di tipo esagonale.
All'interno dell'esagono pone 2 assi viari perpendicolari l'uno all'altro, determinando una croce, quindi la consacrazione alla chiesa da parte della città. D'altronde l'architetto Angelo Italia era un gesuita. All'incrocio di questi 2 assi viari pone la grande piazza dove in questo momento noi ci troviamo e situa la chiesa madre dedicata a San Nicolò. Inizialmente questo luogo sacro fu molto importante per la cittadinanza perché diede la possibilità ai sopravvissuti di dare sepoltura dignitosa in un luogo sacro. La città cresce, si sviluppa, vengono realizzate tutte le strutture sacre del nuovo abitato, vengono realizzate delle facciate straordinarie stile tardo barocco. In modo particolare la chiesa dell'Abbadia è una struttura architettonica di estremo interesse che viene realizzata a partire dal 1753 e probabilmente dal Gagliardi, il grande architetto netino. Così come la chiesa di Santa Venera, la chiesa di San Giovanni Battista, la chiesa di Santa Maria di Gesù, le strutture più importanti della nuova città, del nuovo abitato. Nell'Ottocento la città si sviluppa attraverso altri stili, in particolare lo stile neoclassico e lo stile neorinascimentale. Un architetto di grande valore, Salvatore Rizza, costruirà il municipio sul convento dei Domenicani e in particolare realizzerà il teatro di Avola, il teatro comunale, che nel 1882 verrà dedicato a Garibaldi. Queste strutture avvengono dopo l'impresa dei Mille e sono caratterizzate di un'apertura verso la società dopo tanti secoli di feudalità. Dopo l'avvento del neoclassicismo abbiamo l'avvento dello stile Liberty. Nell'ambito soprattutto dell'architettura privata, il primo Novecento è caratterizzato dall'uso dorato della nostra pietra che viene utilizzata con maestria notevole da tutti gli scalpellini che operano nel Val di Noto, e ad Avola c'è una scuola in questo ambito veramente molto particolare di alto livello. Siamo sui Monti Iblei, nel sito dove sorgeva l'antica città di Avola. Lungo la valle in basso scorreva il fiume Miranda che dava l'approvvigionamento dell'acqua alla città stessa. Durante il terremoto frana il monte Gisira. Quella frana seppellisce i mulini e tutta la gente che lì lavorava. La frana scivola proprio dalla montagna e occlude totalmente il fiume e scompaiono le falde acquifere. Avola, porta degli Iblei. Avola da vivere, amare, gustare ed esplorare. Avola, bella da scoprire. Avola, città esagonale della mandorla e del nero d'Avola. Dal frutto del fico d'India dell'Etna, Fichi, il succo della salute e della giovinezza. Fichi, 100% naturale e biologico, nutre, rafforza, integra. Fichi contiene indica xantina, dalle proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie. Per chi vuole mantenersi in salute, per chi fa sport, Fichi è adatto a tutti. Per maggiori informazioni visita il sito fichietnabns.it. Prodotto e distribuito da BNS. You be my sunshine. Nuova Peugeot 208. Move your energy. Scegli la best technology Peugeot. 208 con Peugeot iCockpit e motore PureTech. Peugeot. Cisauto. Peugeot a Catania. Siamo noi.
maggiore attrazione naturalistica del comune di Avola è la Cava Grande del Cassibile, una riserva naturale estesa a 2700 ettari che protegge la più grande cava degli Iblei. La larghezza raggiunge il massimo di 1200 metri di distanza fra una parete e l'altra. Nel paragone con la cava di Ispica, questa continua a rimanere la cava più grande. La Cava Grande del Cassibile è stata istituita nel 1990 ed è gestita bene dalla Forestale per proteggere questa esagerata espressione del carsismo ebleo, cioè questo tavolato inciso a mo' di ferita da un corso d'acqua, il fiume Cassibile, e anche per conservare, per proteggere tutto ciò che a livello di esseri viventi riesce a essere ospitato dall'area. Il fiume ha una portata più o meno costante e questo infatti consentiva la messa in funzione dei mulini per tutto l'anno. I mulini della Cava Grande funzionavano durante tutto l'anno e quindi anche nei mesi estivi, perché la portata è abbastanza costante. Una delle attrazioni maggiori, delle gratificazioni maggiori che il visitatore deve fare è l'idrotrekking, cioè la possibilità nel periodo estivo, da giugno fino a settembre, di scendere giù al fiume, tuffarsi e risalirlo a piedi al nuoto per esplorarlo in lunghi tratti dove solitamente a un certo punto non c'è più alcun visitatore, ma solamente l'uomo completamente abbracciato dalla natura. La Cava Grande è stata sempre abitata dall'uomo e soprattutto frequentata dall'uomo. L'uomo che veniva qui per diversi scopi e che quindi doveva essere anche facilitato nelle discese. Ecco perché non esiste solamente l'ingresso principale, ma ce ne sono tanti altri. Uno dei motivi per cui l'uomo scendeva alla Cava Grande del Cassibile era quello di raccogliere la liama o disa, cioè questa pianta qui, chiamata tagliamani perché ha delle foglie nastriformi molto taglienti. Veniva qui all'inizio dell'estate, la falciava, creava dei mazzuni e poi li portava in città, perché le donne venivano incaricate di lavorarla, cioè di intrecciarla. Dall'intreccio di queste foglie si riuscivano anche a produrre le reti delle tonnare e quindi c'era un commercio e una domanda di reti fatte di ampelodesma, di tagliamani, di disa notevole. Anno per anno andava rinnovata. La maggior parte delle reti andavano abbandonate perché tenute a mollo per 4-6 mesi si deterioravano. La più rinomata grotta della Cava Grande del Cassibile è la Grotta dei Briganti, una grotta molto conosciuta ma poco frequentata, molto conosciuta perché è visibile dal belvedere di Avola Antica, da quel punto in cui c'è l'ingresso principale della riserva, poco visitata perché è difficile da raggiungere. Diciamo che il percorso è molto difficoltoso, per cui insomma non è alla portata di tutti, è un percorso destinato solamente ad escursionisti esperti. La Grotta dei Briganti prende il nome dalla destinazione che ha avuto il secolo scorso, anzi addirittura nella seconda metà dell'Ottocento fino ai primi del Novecento. Era una grotta che dava la possibilità ai briganti di andarsi a nascondere e di diventare irraggiungibili. A tutti i visitatori che da questo punto si affacciano per ammirare i laghetti d'Avola fa venire il desiderio di raggiungerla, però come dicevo non è alla portata di tutti.
Siamo in uno stabilimento per la lavorazione delle mandorle. L'azienda nasce nel 1950, questa è la terza generazione. Noi lavoriamo al 50% con un prodotto siciliano, soprattutto mandorla di Avola, sia per quanto riguarda i confetti, sia per quanto riguarda lo snack. Da qualche anno a questa parte abbiamo introdotto la mandorla di Avola, che prima veniva esclusivamente utilizzata per i confetti, adesso la utilizziamo anche per quanto riguarda il consumo quotidiano, giornaliero delle persone, anche perché ci siamo accorti con enorme ritardo i benefici da un punto di vista salutistico, nutriceutico e nutrizionale della mandorla. Abbiamo riscontrato un interesse da parte del mercato, siamo quasi in tutta Italia e qualche cosa anche all'estero per quanto riguarda il retail. La mandorla di Avola, le caratteristiche sono conosciute sin dall'antichità. Noi abbiamo Giuseppe Bianca, un grande botanico che ha dedicato parte della sua vita allo studio della mandorla di Avola e alla selezione di questa cultivar mandorla Avola. La mandorla Avola si distingue in 3 cultivar, pizzuta, fascionella e romana. Gli uni e gli altri si integrano perché la pizzuta non potrebbe esistere se non ci fosse la romana per quanto riguarda l'impollinazione. Noi, oltre ad avere questa azienda che per la commercializzazione e per la lavorazione della mandorla, abbiamo pure un'azienda agricola che produciamo pure mandorla di Avola. È una mandorla molto delicata perché fiorisce durante il periodo invernale, annuncia quasi la primavera perché alla fine di gennaio già inizia a fiorire e poi dopo comincia l'allicagione. L'allicagione diciamo che è una fase molto delicata perché ha bisogno di un clima mite, perché la mandorla di Avola è un albero presuntuoso perché sfida l'inverno, fiorisce alla fine di gennaio e abbiamo un'allicagione alla fine di febbraio, quindi un periodo abbastanza freddo. In altri posti non riuscirebbe ad avere questo risultato di allicagione perché il freddo le impedirebbe di farlo. Oltretutto noi aiutiamo questo tipo di impollinazione con delle api, che sono determinanti nella coltivazione delle mandorle. La gente la conosce, la sta apprezzando, la sta riscoprendo e noi siamo intenzionati a farla conoscere ancora di più. Profumo di storia, di arte e di cultura. Profumo di tradizioni, di vita e di dolcezze. Modica, città di inaspettate sorprese. Cisauto, Peugeot a Catania, siamo noi. Sport, natura, cibo e cultura. Cesarò, Porta dei Nebrodi. Visita il sito www.turismocesarò.it. Una delle più importanti tonnare di ritorno della Sicilia era quella di Avola, una tonnara del 1600 che è stata attiva e pescosa abbondantemente per 3 secoli e mezzo,
finché a un certo punto cambiarono le condizioni del nostro mare e quindi si fu costretti a chiudere questa tonnara, così come tutte le altre, sempre della Sicilia orientale ma anche quelle della Sicilia occidentale. La tonnara di Avola è oggi riconosciuta con questo nome, in verità originariamente si chiamava tonnara Fiume di Noto, perché veniva calata nei pressi della foce del fiume di Noto, del fiume Asinaro. Ma sempre nel tempo le condizioni e soprattutto le pressioni delle tonnare confinanti impose una rimodulazione degli areali di pesca e questa fu spostata alla Marina di Avola. Da quel momento in poi si chiamò tonnara di Avola. È una tonnara che nell'ultimo secolo si è dotata di camperia. Quando dico camperia intendo dire di quella parte degli edifici che sono destinati all'iscatolamento, alla lavorazione del prodotto, perché fino ad allora in verità il pescato andava velocemente venduto proprio nel più breve tempo possibile, perché col calore cominciava a deteriorarsi. Invece con la cosiddetta camperia il tonno andava tagliato a pezzi, andava cotto e poi inscatolato, naturalmente inscatolato sotto sale, non sott'olio, e a 80 grammi per volta, così come avviene adesso. È un edificio, quello che è rimasto della tonnara, un edificio di archeologia industriale che meriterebbe sicuramente un restauro, un recupero. Questi edifici superstiti rappresentano una porzione della nostra storia che ormai è stata definitivamente consegnata al passato, perché arrivano pochissimi tonni e quindi non ce ne sono a sufficienza per poterli pescare con questo sistema di pesca. Ho il piacere di presentare il mio locale, sito ad Avola, nella vecchia tonnara di Avola. Oggi voglio presentare i miei piatti tipici della tradizione. Incominciamo un'insalata di polipo al finocchio e pombelmo rosa, pesce spada e tonno affumicato con del ciliegino e limone, poi abbiamo una zuppetta di cozze con il ciliegino pachino e adornito con crostini di pane fritto, una frittura di paranza tipica del nostro territorio, mangiarla con tutte le lische. Abbiamo pesciolini come merluzzi, trigliole, calamari ad anelli e gambero con buccia. Alla fine abbiamo delle alici marinate al limone e pepe rosso, il classico cocktail di gamberi o in salsa rosa. Con questi nostri tipici antipasti possiamo abbinare degli ottimi vini come un donna fugata. Per quanto riguarda i primi, passiamo oggi a due piatti molto forti della nostra tradizione. Delle fettuccine di pasta fresca trafilate al bronzo con vongole, gamberi e mandorla, e dei conetti di pasta fresca con ciliegino pachino e gambero rosso di Mazzara del Vallo. Con questi due primi possiamo abbinare un vino bianco, sempre della tradizione, un'insolia, tipico delle nostre cantine siciliane. Passiamo ai secondi. Oggi offriamo una spatola siciliana e spada alle mandorle, adornito con crostini di pane fritto e mandorle. A questi secondi vengono abbinati due tipi di vini, possono essere abbinati un nero d'Avola, classico del nostro territorio, oppure un Syrah, che è sempre nero d'Avola, più leggero. Vi auguro buon appetito e in bocca al lupo a tutti. Grazie.